Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, buon sabato. L'autonomia procede spedita, c'è stato un altro ok, quello definitivo da parte del Consiglio dei Ministri e adesso andrà sotto le forche caudine del Parlamento. Ma intanto si alzano molte barricate. Ieri a Napoli centinaia di sindaci che hanno protestato contro l'autonomia differenziata. Vediamo cosa è successo. L'anno fascista, questa sì che è la foto giusta, no? Oggi è un giorno importante perché ci sono tantissimi sindaci che sono presenti e chiedono in questo percorso dell'autonomia un ruolo forte dei comuni che al momento non sono proprio considerati. Si rischia di istituzionalizzare le differenze in questo Paese? Assolutamente sì, si rischia di peggiorare il livello di diseguaglianza del nostro Paese. Noi invece abbiamo bisogno di fare un percorso inverso. Noi vogliamo che si premi la capacità amministrativa degli enti locali che devono essere in grado di dimostrare di essere performanti, cioè di fare politiche innovative, politiche sociali, politiche che diano risposte ai cittadini. Si vuole sostituire inoltre un centralismo statale con 20 centralismi regionali. Invece noi pensiamo che siano i comuni l'interfaccia dei cittadini che devono essere messi in condizione di lavorare seriamente. Sono preoccupato rispetto da un lato alla tenuta del Paese, dall'altro al rispetto di quell'equilibrio e soprattutto rispetto ai diritti civili e sociali dei cittadini nel nostro Paese che devono essere indipendenti da dove uno nasce. Sono preoccupato rispetto a un nuovo centralismo regionale con 23 attività che però si trasformano alla fine in 500 funzioni che possono essere trasferite alle regioni, che non sono funzioni legislative o funzioni di programmazione, sono proprio funzioni amministrative, gestionali, che non sono di competenza delle regioni, dovrebbero essere di competenza dei comuni. Sicuramente per come oggi è organizzato questo progetto, le differenze che ci sono si cristallizzano e poi si sostituisce a un centralismo nazionale, un centralismo regionale, frammentando le tante competenze, indebolendo il Paese ma non dando più opportunità ai cittadini. La parola d'ordine dovrebbe essere ricucire. L'Italia è già un paese troppo diviso tra nord e sud, tra centri e periferie, tra piccoli centri e grandi città, tra aree interne e coste. Questa doveva essere la parola d'ordine. Invece nella parola differenziata sta l'inganno. È un disegno di legge che vuole semplicemente dividere ulteriormente l'Italia, rafforzare il centralismo regionale del quale non abbiamo bisogno. E questa presenza così massiccia di sindaci dimostra che ci sarà una battaglia vera, non solo in Parlamento ma soprattutto nel Paese. Se noi consentiamo che su 23 materie fondamentali come la salute, come l'istruzione, come l'ambiente, come pezzi di giustizia, come addirittura lo sport, ci possono essere 21 modelli diversi perché ogni regione può avere le proprie norme, le proprie organizzazioni, stiamo dicendo che non esiste più l'Italia ma esistono 21 paesi diversi. Già abbiamo troppe diseguaglianze, noi non ci possiamo permettere su sanità, su scuola, ma soprattutto sui livelli essenziali un criterio di spaccare il Paese. Ecco perché il mondo del lavoro può solo avversare questa proposta di autonomia differenziata. È una bandierina politica che vogliono mettere in questa legislatura. Io penso che il governo la pagherà cara questo tema dell'autonomia differenziata, perché sono convinto che al sud ci sarà una rivolta e nel centro-nord saranno molti di più i cittadini interessati a tenere unito il Paese piuttosto che a inseguire queste derive autonomiste che anche al nord sono davvero poco sentite. Derive autonomiste, bene far sentire cosa dicono questi sindaci, in gran parte del centro-sinistra, che si oppongono all'autonomia per pregiudizi ideologici, sapendo benissimo che, come ha detto il ministro del Sud Raffaele Fitto, è un vantaggio per il Meridione, non è una sottrazione di potere, non ci sono soldi che vanno al nord e non vanno al sud, quindi sono tutte posizioni strumentali, l'autonomia sta andando avanti, ma certo il percorso è ancora molto difficile. Anche in Veneto c'è chi distingue tra autonomia differenziata delle 23 competenze e chi invece, come il Partito Democratico, propone di sottrarre all'autonomia due competenze importanti, che sono la scuola e l'energia. Sentiamo
cosa dice il segretario regionale del PD Andrea Martella. Il Partito Democratico Veneto risponde al via libera del Consiglio dei Ministri all'autonomia differenziata annunciato dal ministro Calderoli con un disegno di legge costituzionale per chiedere che alcune materie siano escluse dalla riforma. Che la scuola non rientri tra le materie che possono essere oggetto dell'autonomia. La scuola è un pilastro della democrazia e della coesione sociale, non ci possono essere 20 scuole spezzettate in 20 regioni. E poi per chiedere che altre materie fondamentali come l'energia, come le grandi reti di trasporto, come le banche rientrino in una competenza statale. Abbiamo visto quanto l'energia sia una materia che deve essere trattata a livello non solo nazionale ma europeo. Mentre il disegno di legge Calderoli si appresta ad imboccare la strada del Parlamento, l'Aula si animerà con l'iniziativa del PD che non arretra nemmeno sul tema dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Noi proponiamo una legge di rango costituzionale, la nostra Costituzione prevede che abbia delle letture, 2 nelle rispettive Camere a distanza di 3 mesi. E quello che propone Calderoli è di per sé tortuoso, perché non sono definiti i tempi, perché non sono state coinvolte fino in fondo le regioni, perché ci sono critiche e rilievi da parte dei comuni e delle province e perché non sono stabilite neanche le risorse finanziarie per fare i LEP, cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni, che sono fondamentali per garantire l'uguaglianza dei cittadini. La confusione la fa Calderoli. La discussione sulle materie è il punto cruciale della riforma e in passato spesso l'avevano bloccata. Da sempre scuola e economia sono state terreno di scontro tra i partiti. Penso che questo disegno di legge contenga in sé una ragionevolezza molto forte, perché in tutta la discussione che è stata fatta anche negli anni scorsi dai governi Conte 1 e Conte 2, quando si è entrati sulle competenze, già allora queste materie non venivano considerate trasferibili, perché le regioni possono chiedere, come dice la Costituzione, il governo e il Parlamento ovviamente non solo l'ultima parola, ma decide cosa trasferire. E ieri Matteo Salvini, vice premier e ministro per le infrastrutture, era a Treviso e ha subito risposto a questa proposta del PD, dopodiché ha anche parlato del centro di transizione di genere che è stato sostenuto dal presidente Luca Zaia e su cui Salvini ha delle idee diverse, anche se rispetta quelle del governatore. Sentiamo. Il PD Veneto, soprattutto con la nuova conduzione, mi sembra che sia il partito dei no. La Lega è il movimento dei sì. L'attacco ai democratici veneti è frontale, con Matteo Salvini che a Treviso ha come primo obiettivo quello di blindare l'autonomia all'indomani del via libera al disegno di legge da parte del governo, recepite le richieste delle regioni. Ora si apre la partita dei LEP e quella parlamentare, sulla quale assicura non ci saranno franchi tiratori nel centrodestra. E conto che, ripeto, non solo il centrodestra, ma anche parti delle opposizioni ragionevoli e meno ideologiche ci diano una mano a migliorare questo progetto. E a proposito di centrodestra, Salvini abbozza un largo sorriso quando gli si chiede dei rapporti con Fratelli d'Italia in vista delle comunali 2023, dove gli attriti non mancano a Treviso come altrove. A livello nazionale sono buoni. A livello locale forse c'è da mediare? Ma sono buoni anche lì, poi noi siamo mediatori per natura. Diciamo che se tutti mantengono la parola data si governa a lungo. Di simulazione o che altro, nella sua giornata veneta Salvini solidarizza, ma fino a un certo punto, con il presidente Luca Zaia, attaccato da Casa Pound per l'intenzione di istituire un centro regionale per il cambio di sesso a Padova. Diversi manifesti sono comparsi nottetempo in tutta la regione. Io condanno ogni tipo di attacco, Luca è un orgoglio, è un grande governatore. Poi siamo in democrazia. Io di attacchi ne ho circa una trentina al giorno, quindi se dovessi star dietro agli attacchi, agli insulti, alle minacce, passerei le giornate male. Diciamo che sicuramente in sanità ci sono urgenze ed emergenze che mi sono ben chiare. Per quello che riguarda il cambio del sesso non ho abbastanza elementi per rispondere
e non penso che la cosa mi riguarderà finché campo. Condanna nella forma, molto meno nel contenuto, hanno notato in tanti, con Salvini tornato tra le altre cose a parlare della registrazione dei figli delle coppie omosessuali come anticamera dell'utero in affitto, definita pratica abominevole. Quanto ai temi, il leader della Lega conferma che la prossima settimana ci saranno 2 tavoli, uno sulla siccità, l'altro sui giochi di Milano Cortina, villaggio olimpico e questione pattinaggio all'ordine del giorno. Io ho chiesto che si approvino i progetti che costano di meno e abbiano minore impatto ambientale. E avete sentito anche sulla registrazione dei figli delle coppie gay, Salvini non era d'accordo con quanto aveva detto il sindaco Mario Conte, che in controtendenza aveva sposato un'altra tesi. Poi sentiremo Conte che dice io non sono d'accordo con i comuni che accettano di non registrare i figli delle coppie LGBT. Vediamo, Salvini era qua ovviamente come in veste di ministro, nei panni di ministro delle infrastrutture, è andato a Vicenza, vediamo per quale motivo. Bretella dell'Albera, l'enigma, il rebus, i lavori infiniti e poi arriva lui, Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, e pone un limite, individua un termine lavori, trova l'incastro che per troppi anni è mancato. Si parla non più di pochi anni ma di pochi mesi. Io ho una data in testa che è estiva, anzi magari neanche estiva, quindi diciamo che anche su questo dovremmo esserci. Il leader massimo della Lega, che con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi fa parte del triumvirato del governo di centrodestra, approda a Vicenza quando già il sole scende dietro l'orizzonte. Un altro giorno sta finendo, ma sono 50 anni che i quartieri di Maddalene, Pomare e Villaggio del Sole aspettano di essere liberati dalla morsa del traffico e sono 35 anni che si parla di un progetto concreto per togliere da sotto alle finestre dell'Albera 2.000 tir al giorno e 41.000 automobili che si incolonnano in questo imbuto sulla strada provinciale 46. Il sindaco Francesco Rucco, da parte sua, ha scritto ad ANAS sollecitando la conclusione dei cantieri e con l'insediamento del nuovo governo ha preso contatti col ministro delle infrastrutture, che oggi è venuto per metterci la faccia, dopo anni che su questa partita la faccia da Roma non ce la metteva nessuno. Salvini ci ha già confermato che sostanzialmente a maggio aprirà questo tratto stradale fondamentale per il territorio comunale, perché andrà a sgravare strada Pasubio dal traffico, soprattutto quello pesante, dando al quartiere più tranquillità e serenità. Un ritardo che è stato superato grazie all'intervento del Ministro, che ha fatto di fatto accelerare i lavori su questo tratto di strada. Ma se quello dell'Albera è il cantiere più importante di Vicenza, ce n'è un altro che sta aprendo, è quello per il passaggio della TAV. La strada intrapresa e garantita anche dallo stesso Ministro è quello dell'ascolto dei cittadini, dell'amministrazione comunale, che vogliono chiaramente l'uscita in trincea o in galleria dalla parte est della città. Oggi Vicenza torna a guardare al futuro con una bretella dell'Albera che sta diventando realtà, con un progetto TAV che sta prendendo forma. L'enigma trova una soluzione, i nodi si sciolgono, arrivano le prime risposte. La direzione è quella giusta, i cittadini adesso aspettano i fatti, perché Vicenza è una città concreta, perché Vicenza fa rima con efficienza. Invece Carlo Alberto Inghilleri, andiamo alla cronaca nera. I carabinieri di Dolo hanno denunciato alla Procura dei minori di Venezia 3 diciassettenni e un sedicenne per aver appiccato il fuoco lo scorso 14 gennaio ad alcuni libri contenuti in un box di metallo, un vecchio frigorifero messo a disposizione della comunità quale piccola biblioteca nel parco pubblico di Pianiga. I militari avevano spento le fiamme con l'estintore in dotazione, evitando così il propagarsi dell'incendio e il rischio che vi fossero dei feriti. Gli accertamenti, con la visione dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di individuare i 4 responsabili dell'atto vandalico. C'è un fatto invece davvero sconcertante, un pezzo di tronco gettato sui binari della linea ferroviaria Venezia-Udine
all'altezza di Godega di Sant'Urbano, un 64enne è stato denunciato dalla Polfer per ripetuti episodi che hanno fatto scattare l'allarme nei giorni scorsi. Una folle vendetta che avrebbe potuto avere conseguenze catastrofiche. Prima ramaglie, poi veri e propri pezzi di tronchi lasciati sui binari della linea Venezia-Udine tra Bibano e Pianzano a Godega di Sant'Urbano. Più episodi, soprattutto nelle ore notturne. Solo la prontezza dei macchinisti ha evitato che i convogli potessero avere pesanti conseguenze, dai danni ai freni all'ipotesi peggiore, il deragliamento. Non la bravata di qualche giovanissimo annoiato, come spesso è capitato, ma il piano di un 64enne individuato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Conegliano, che l'hanno denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti dopo le ripetute segnalazioni. L'uomo è stato colto sul fatto e non ha dato alcuna spiegazione logica del suo comportamento, ma dal suo passato è emerso che la mamma era stata investita da un treno mentre attraversava i binari e aveva subito una parziale amputazione degli arti inferiori. Una vicenda che potrebbe aver spinto l'uomo a vendicarsi nel modo più terribile. Ancora la cronaca, molestie, botte, vessazioni in famiglia e il divieto di allontanamento dalla famiglia disposto dalla procura per un 44enne padovano. No, divieto di allontanamento, divieto di avvicinamento alla famiglia. Vediamo. Minacce e insulti continui alla moglie e ai figli, maltrattamenti che sono iniziati nel 2018 fino a quel "ti taglio la gola". Così la donna ha deciso di denunciare. Un 44enne residente a Padova, romeno, è accusato di maltrattamenti in famiglia e su richiesta della procura di Padova gli è stata notificata l'ordinanza di divieto di avvicinamento alla famiglia. La denuncia è scattata lo scorso gennaio. L'uomo aveva iniziato a inveire anche contro i figli. L'ultima lite che ha reso necessario l'intervento degli agenti. L'uomo si era accanito contro uno di loro. All'arrivo degli agenti si è dato alla fuga. Con questo provvedimento gli è stato vietato di avvicinarsi alla famiglia. La distanza minima che dovrà tenere è di 500 metri. Ancora cronaca, gli agenti di polizia locale, siamo a Vicenza, hanno individuato gli autori del furto compiuto in un'auto e sono state determinanti nelle indagini le immagini registrate dal Targa System. Vediamo. Valli del Pasubio, due fratelli di 28 e 24 anni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso dagli agenti di polizia locale del Consorzio Alto Vicentino. I due uomini sarebbero stati individuati attraverso le immagini rilevate dalle telecamere e dai varchi del Targa System. Sabato scorso un'auto di due escursionisti parcheggiata nei pressi di Passo Xomo è stata bersaglio di un furto mentre i proprietari si erano allontanati in passeggiata. Attraverso un finestrino infranto erano stati sottratti tutti gli effetti personali contenuti nella vettura. L'analisi delle immagini dei frequentatori della zona ha permesso agli agenti di restringere il campo dei sospettati e a far scattare una perquisizione mirata nell'auto dei fratelli, che è stata sequestrata e dove sono stati acquisiti ulteriori elementi di prova. Per i due fratelli è stato richiesto inoltre l'emissione di un foglio di via per 3 anni dal comune di Valle del Pasubio. Ne abbiamo già parlato, ma torniamo sull'argomento. Grazie, tra virgolette, alla riforma Cartabia, il ladro che era stato ferito da Walter Onichini, per questo Walter Onichini è stato in carcere 19 mesi, può evitare il processo ed è da mesi uccel di bosco. Così vanno le cose in questo paese. Vediamo. Nel processo contro Elson Dreca, il malvivente che nel luglio 2013 tentò di rubare l'auto dal garage della casa del macellaio Walter Onichini, il giudice ha sentenziato il non doversi procedere. È la legge. Il motivo, secondo la legge Cartabia, è la mancata conoscenza dell'imputato di un processo pendente a suo carico. Dreca infatti avrebbe dovuto comparire davanti al giudice lo scorso 8 marzo, convocato per l'ennesima volta, ma di lui da anni si sono perse le tracce. L'accusa è falsa testimonianza per non aver fatto i nomi dei suoi complici durante il colpo a casa di Onichini. La sentenza prevede un avvertimento sempre contenuto nella legge Cartabia. Se l'imputato venisse rintracciato dalle forze dell'ordine entro il 17 gennaio 2026, dovrà comparire davanti al giudice per essere processato. E restiamo a Padova perché il sindaco Giordani ha varato l'ordinanza contro la siccità. Vi abbiamo dato conto di quello che sta accadendo, soprattutto all'agricoltura per via della siccità, ma ci sono anche molti altri problemi. Sentiamo il sindaco.
ho paura tra 2 mesi, siamo in pericolo 2 mesi, stiamo lavorando moltissimo, è bello che abbiamo investito giustamente sui invasi, abbiamo investito un sacco di soldi per fare invasi per contenitori d'acqua, sono convinto che serviranno perché come al solito saremo per tanti giorni, settimane senza acqua, poi se usare un'acqua zona avremo problemi. Il tempo sta cambiando, l'emergenza climatica è chiara. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha confermato l'ordinanza antisiccità della scorsa estate. Dopo l'intervento della Regione Veneto, il Comune di Padova è quindi la prima amministrazione a varare un provvedimento in vista dell'estate. La disposizione voluta del sindaco ricalca quella già emanata lo scorso anno e vieta alcune attività come il lavaggio di piazzali e veicoli, esclusi gli autolavaggi, l'utilizzo di acqua in fontane o vasche che non abbiano sistemi di ricircolo, così come l'innaffiamento di prati e giardini pubblici e privati tra le 6 del mattino e mezzanotte. Io sono molto preoccupato perché i fiumi interni, ad esempio, faccio un esempio, i fiumi interni di Piovevo va a raffreddare l'inceneritore, le palle dell'inceneritore. L'anno scorso abbiamo sfiorato per una settimana mancanza di raffreddamento dell'inceneritore. Se si ferma l'inceneritore, magari qualcuno è contento, dobbiamo buttare i rifiuti da qualche altra parte, per cui diventa veramente pericoloso. Per cui massima attenzione all'acqua, sono ancora chiuse le fontane, tutto quello che è spreco d'acqua sarà continuato. Io spero che la gente i giovani sono più consapevoli, perché nella nostra testa non è un problema, sarebbero sempre avuto, non è così. Tra poco ci collegheremo con Padova per un fatto increscioso, quello dell'ennesimo ragazzo bullizzato dalla Branco, la denuncia di un padre, la risposta del dirigente scolastico. Sentiremo in diretta Anna De Roberto. Intanto andiamo a San Donà di Piave, dove abbiamo raccontato la casa degli orrori, così è stata definita questa casa di cura, monumento ai caduti, dove i pazienti, malati, persone anziane, inermi venivano picchiate, maltrattate, insultate e addirittura violentate. Vediamo gli sviluppi delle indagini. Il mio cliente si è avvalso della facoltà di non rispondere per il momento, perché non abbiamo ancora il quadro probatorio completo, il quadro accusatorio completo, le indagini sono ancora ovviamente segretate, per cui in questo momento abbiamo preferito non rispondere alle domande del magistrato. Anche se nei giorni scorsi si è detto incredulo, oggi Fabio Danieli, l'OS portato in carcere con l'accusa di maltrattamenti nei confronti degli anziani nella casa di riposo di San Donà, si è avvalso della facoltà di non rispondere, così come la sua compagna e collega Maria Grazia Badalamenti. Vero è che lui non è concorde su tutta la ricostruzione effettuata nell'ordinanza della misura cautelare, per cui ci saranno più avanti gli elementi per contestare i singoli episodi così come sono stati descritti in questi giorni. Eppure, secondo quanto emerso dalle indagini con materiale audio e video, i 4 OS arrestati, 2 ai domiciliari, li lanciavano sulle carrozzine e sui letti, gli mettevano in volto pannolini sporchi, gli sputavano in faccia per pulirgli la bocca e quando un anziano ha tentato di ribellarsi, Danieli l'ha frustato sulla gamba con un portachiavi con un laccio. Più offese di ogni genere. La prima cosa che faremo è la richiesta di modifica della misura cautelare e chiederemo che quantomeno venga posto agli arresti domiciliari, visto che ha una casa dove poter andare a stare. Intanto è stata disposta l'autopsia sul corpo riesumato di un'anziana, perché c'è il sospetto che i maltrattamenti subiti durante la degenza nel reparto Viola possano averne causato la morte. Per quanto riguarda invece Davide Barresi, ha detto di voler essere curato e sottoposto a una perizia psichiatrica. Lui è l'operatore sociosanitario 54enne residente a Catania, arrestato lo scorso novembre dai carabinieri per violenza sessuale nei confronti di 7 pazienti. 13 episodi accertati in meno di un mese. Agiva mentre dormivano, approfittando del fatto che potesse avvicinarsi per cambiarle e curarle. Il 54enne era già stato coinvolto in un'indagine per abusi sessuali sulle pazienti quando lavorava nell'ospedale psichiatrico di Agordo. Condannato in primo grado, era stato assolto dalla Corte d'Appello di Venezia. Avete visto, no? Quindi era condannato per violenza sessuale, ripreso in un'altra casa di cura.
Oggi la giornata nazionale in memoria dei morti, delle vittime da Covid, 17.000 in Veneto, un dato tremendo, per non parlare di quello complessivo nazionale. E ci colleghiamo con Christian Arboit che si trova a Treviso all'ospedale Cafoncello. A te la linea, Christian. Sì, direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Inizio da questa targa che è stata scoperta pochi minuti fa. Questo albero, da sempre simbolo di rinascita, vuole onorare la memoria di chi è mancato, il dolore e il coraggio delle loro famiglie, la dedizione di tutto il personale del mondo della sanità e l'impegno di tutti coloro che si sono spesi nel corso dell'emergenza. Questa è la targa che la città di Treviso oggi ha scoperto in memoria delle vittime trevigiane del Covid. Lì vedete questo ginkgo biloba, che è una pianta significativa nella filosofia orientale, che è simbolo di resilienza. Questa targa e questa pianta sono state donate oggi di fatto dalla città di Treviso, dal Consiglio Comunale appunto al Cafoncello. Siamo all'esterno del reparto di malattie infettive, dove appunto si è consumata una vera e propria battaglia in questi 3 anni. La cerimonia si è appena conclusa. Io prima di raggiungere il sindaco andrei da Roberto Borsato. Roberto Borsato è consigliere comunale e provinciale e ha lottato 100 giorni contro il Covid. Borsato, siamo in diretta con il direttore Luigi Bacciali. La sua è una storia molto significativa. Tra l'inverno e la primavera del 2021 lei ha lottato contro il Covid in terapia intensiva. Che ricordi ha? Sì, io mi ritengo un miracolato perché sto vivendo un'altra vita. Cioè, i primi di gennaio del 2021 sia io che mia moglie siamo stati ricoverati in questo ospedale qua a malattie infettive, solo che lei dopo 3 settimane l'hanno dimessa. Io invece sono stato dimesso a fine aprile del 2021 dopo aver fatto più di 60 giorni in terapia intensiva, intubato, e altri 2 mesi di reparti ordinari fra riabilitazione, pneumologia, medicina. Ho fatto tutto. Adesso cosa mi rimane? Ho ancora dei postumi perché per quanto poco ho l'incapacità di concentrarmi, la stanchezza, questi stanno diminuendo, però me li sto portando come compagni di viaggio ancora. Il famoso long Covid, così, però tante volte mi vengono in mente gli incubi che avevo, perché quando ero sedato c'erano tante cose che io sognavo, tutte cose che dopo, quando mi sono svegliato, ho chiesto conferma se fossero successe, perché io le vivevo come realtà nel sogno. Quindi ho visto tanti amici e compagni di stanza andarsene, quindi anche questo è stato abbastanza traumatico, perché venivo che ogni tanto qualcuno lo portava via, alcuni erano fortunati, andavano in reparto, altri erano morti, insomma. Da lì è iniziata anche la sua battaglia contro le cosiddette fake news. Sì. Io mi sono prestato, ho fatto degli interventi sia sui giornali, delle trasmissioni anche con Antena 3, Rete Veneta, ho fatto un video per l'USL dove ero favorevole, mi mettevo a disposizione per sensibilizzare la cittadinanza a vaccinarsi, perché all'epoca c'era sempre Novax, Sivax e tutto quanto, quindi pertanto in Consiglio Comunale è passato anche un opuscolo, abbiamo fatto, che ho contribuito a creare, dove appunto spiegavano tutte le cose, e con l'aiuto mio e di tante altre persone che si sono dedicate, diciamo che ce l'abbiamo fatta, siamo sulla strada giusta. Ecco. Grazie Roberto Borsato, grazie per questa sua testimonianza umana, personale e civile. Con Simone Merlo raggiungiamo il sindaco di Treviso, Mario Conte. Sindaco, lei ha detto: io non ho voluto una lapide, ma un albero oggi da dedicare a questi miei concittadini che non ci sono più. Sì, un simbolo di vita e un simbolo di ripartenza. La lapide sarebbe stato un simbolo di morte, certamente importante,
Però oltre a ricordare le vittime, noi vogliamo far tesoro di quello che abbiamo passato, vogliamo star vicini ai familiari delle vittime, vogliamo anche però esaltare lo spirito di comunità che ha caratterizzato la nostra di comunità nel saper reagire al periodo più duro dal dopoguerra in avanti, e quindi ho rappresentato una comunità solidale, una comunità forte che si è messa a disposizione l'un l'altro, facendo saltare gli schemi e superando anche le competenze, proprio perché l'obiettivo principale era quello di aiutarsi l'un l'altro. E spero che questo albero diventi anche simbolo di pace sociale, che adesso diventa l'obiettivo primario per la nostra comunità, recuperare quelle tensioni e appianarle che ancora si manifestano nella nostra comunità, e guardare al futuro con ottimismo e con la forza di questo albero, che è un ginkgo biloba davvero simbolo di vita. Lei tra l'altro è stato sindaco e adesso appunto si apre il periodo elettorale di 5 anni, 3 anni con la pandemia, è stato il sindaco un po' della pandemia. Sì, purtroppo verrò ricordato anche come il sindaco che ha gestito la pandemia, però io ho ricordo invece di una comunità straordinaria, perché non mi sono mai sentito così orgoglioso di rappresentare la comunità trevigiana come nel momento più difficile in assoluto, che è stato proprio quello della pandemia, dove le persone si mettevano sinceramente con il cuore a disposizione, dove eravamo tutti travolti da un vortice di emozioni, dalla paura all'incertezza, però siamo riusciti a uscirne, e io sono convinto anche più forti di prima. Grazie Sindaco, presenti questa mattina tanti consiglieri comunali, vedete qui c'è anche il Presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli, proprio 10 secondi generale, insomma voi avete voluto esserci oggi al di là di ogni retorica. Sì, addirittura, come deve essere, essendo i rappresentanti più autentici della comunità, questa proposta che ricordasse questo periodo bruttissimo, il sindaco giustamente il peggiore del dopoguerra, ma forse nel dopoguerra era meno pesante, voglio dire, era la speranza. Questo è un periodaccio che ci è passato addosso e che abbiamo dovuto affrontare. Ecco, grazie alla sensibilità dei consiglieri che hanno proposto e abbiamo fatto proprio. Oggi si è concretizzato col piccolo, struttura stilizzata, e soprattutto con l'albero che veramente sta a rappresentare la resistenza ad ogni avversità. Un albero che ha vissuto la Terra 245 milioni di anni, quindi ha visto di tutto, compreso Hiroshima, è l'unico albero che ha resistito a una guerra atomica, quindi ben rappresenta, un bell'albero, svetterà e sarà a memoria veramente di questo periodo. Si passerà su questa collinetta, lo potranno vedere, quindi che sia di buon auspicio. Intanto, direttore, vedi i vari operatori del soccorso, la Croce Rossa italiana, gli alpini, insomma tante le voci, tanti i volti di questi 3 anni, di questo periodo che sembra volgere al termine. Insomma, di pochi giorni fa anche le dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dall'esterno del reparto di malattie infettive con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian Arboit, Simone Merlo. Adesso tra poco andiamo a Venezia da Filippo Fois, perché un altro sacerdote che ha fatto un po' il detective, come è successo in altre occasioni, sono stati scoperti i ladri di elemosina. In questo caso si tratta di un prete che ha stanato dei finti mendicanti e anche dei borseggiatori. Ovviamente anche Venezia non si sottrae alla microcriminalità, così viene chiamata. Purtroppo a Venezia ci sono anche risse, ci sono aggressioni, c'è un degrado che riguarda anche molte baby gang che agiscono e che sono spesso così identificate. Ma ci colleghiamo in diretta da Venezia, dal centro storico, con Filippo Fois. A te la linea, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo in compagnia di Don Roberto Donadoni e alle nostre spalle c'è la chiesa di San Moisè, che è una delle 4 chiese, delle 4 parrocchie che vengono curate da Don Roberto. Le altre sono San Zulian, che si trova nelle Mercerie, quindi tra Rialto e Piazza San Marco, poi è San Zaccaria, che quindi siamo davanti al bacino di San Marco, poi c'è San Salvador, che Santa Maria del Giglio. Per cui tante chiese, tutte
tutte nel cuore di Venezia, con un passaggio turistico molto importante che ha portato anche queste persone poco raccomandabili che stanno iniziando, anzi che frequentano la chiesa oramai quasi stabilmente purtroppo. Di chi si tratta? Si tratta probabilmente di persone dell'est, zingari, sono indubbiamente truffatori, cioè vengono all'interno della chiesa in maniera anche molto veloce, entrano, fingono di essere sordomuti, chiedono una firma e con la firma chiedono indubbiamente dei soldi e poi il più delle volte purtroppo accade che trovandosi di fronte a qualche anziano tolgono anche i soldi dal portafoglio alla gente. Insomma. Non è gente, tra l'altro, che si accontenta, diciamo, di venire scoperta e scappa via. In alcuni casi sono anche piuttosto aggressivi. Sì, sono aggressivi, anche fanno minacce quando vengono mandati via, minacciano. Chiaramente io non ho paura, nel senso che non mi fanno proprio paura su queste cose, non temo niente, però il problema è che diventano aggressivi anche nei confronti della gente. Quando la gente si accorge di essere truffati e che ritraggono il portafoglio, diventano aggressivi con la persona. Lei è riuscito anche a fotografarli, a filmarli? Ma abbiamo le telecamere in chiesa, abbiamo chiaramente sempre i contatti sia con i vigili urbani e anche con i carabinieri che ci sono di sostegno e ci aiutano, però il problema è che sono velocissimi, cioè entrano in chiesa nell'arco di 1 minuto, 2 minuti, truffano immediatamente alla prima persona e poi scappano, escono subito. Insomma. Lei che più o meno la mai riconosce anche di vista, perché sono sempre quelli, ha avuto modo di parlarci? Gli ho parlato il più delle volte, però quando poi gli dici di uscire via di seguito ti cercano in qualche modo di aggredirti, insomma, ecco, dicendo che loro non escono oppure che di fatto mentre fingendosi sordomuti poi di fatto alla fine non lo sono perché parlano e capiscono bene. Insomma. Lei è in stretto contatto sempre con le forze dell'ordine, è così difficile prenderle? È difficile perché le leggi non tutelano di fatto non ci tutelano da questo punto di vista, non ci aiutano per nulla e questo è la grossa difficoltà. Cioè possono mandarli via 1 giorno, 2 giorni dalla città ma poi rientrano immediatamente. Li abbiamo colti anche sul fatto, abbiamo anche fotografati e prese con le cineprese mentre prendevano i soldi, ma è difficile, non ci sono leggi che ci aiutano su questo, purtroppo. Grazie Don Roberto e io restituirei la linea allo studio allora da Venezia, per ora è tutto. Grazie molte, grazie a Filippo Fois, in regia questa mattina Francesco Cerone e Alberto Pivetta. Tra poco andiamo in pubblicità, però prima vediamo 2 titoli dai giornali locali, dal Gazzettino. Violentata e umiliata dal marito ma non lo denuncia, è dovere coniugale, assolto il 44enne. E poi una notizia che riguarda un grande personaggio della televisione e del cinema, Jerry Calà, malore nella notte a Napoli, ricoverato e operato per un infarto. Jerry Calà, attore veronese dei gatti del vicolo Miracoli. Allora andiamo in pubblicità e poi torniamo, avremo un collegamento con Anna De Roberto su un ennesimo caso di bullismo a Padova. Pubblicità. Un altro grave caso di bullismo a Padova, il padre di un ragazzo esasperato ha scritto alla dirigente scolastica. Servizio e poi ci colleghiamo con Anna De Roberto, vediamo. La forza di un padre che prende carta e penna mette nero su bianco tutte le mancanze che la scuola avrebbe avuto nei confronti del figlio. Un ragazzo di soli 13 anni che negli ultimi mesi aveva perso il sorriso, sempre più introverso ed aggressivo. In quella scuola, secondo quanto scrive il padre, il ragazzo era bullizzato da mesi. Preso di mira da una compagna sua coetanea, siamo in terza media, spalleggiata da altri compagni. Una voce pesante che nel tempo si è fatta branco, tanto da accerchiare, stringere il ragazzo, farlo chiudere nel silenzio più buio. Ed è proprio quel silenzio che ha spaventato la famiglia che così ha deciso di scrivere alla dirigenza e agli insegnanti. Ha voluto informare del caso anche l'assessore Cristina Piva. A suo figlio venivano dette frasi come: non ti vergogni di respirare, tua madre è felice di averti avuto.
pronunciate da una ragazzina di 13 anni che in questi anni avrebbe avuto anche delle sospensioni per il suo comportamento. Proprio per questo, secondo la famiglia del ragazzo, un altro compagno avrebbe lasciato quella scuola, una situazione evidentemente pesante. Lo stesso gruppo di ragazzini, scrive il papà, avrebbe avuto comportamenti offensivi anche nei confronti di un professore. Chiedo, scrive, che venga ristabilita in classe una sana scala di valori e fermata ogni forma di aggressione senza alcuna tolleranza. È la richiesta di una presa di posizione forte da parte delle istituzioni che arriva da una famiglia di Padova a tutela di un ragazzino che nella scuola dovrebbe trovare una fonte di crescita, un luogo in cui sentirsi apprezzato e protetto. La lettera è stata inviata il 5 marzo. La dirigenza però ha fissato l'incontro con la famiglia solo 20 giorni dopo, il 24. E in diretta da Padova abbiamo Anna De Roberto, a te la linea, Anna. Sì, buongiorno direttore, siamo qui con l'assessore alle politiche educative del Comune di Padova, Cristina Piva, che questa lettera di questo papà l'ha letta. Come è arrivata sul suo tavolo intanto? Beh, è arrivata perché il genitore ha pensato di mandarla a tutte le istituzioni, quelle scolastiche, quelle politiche della città e per far conoscere appunto questo fatto. Devo dire che ho letto con dispiacere questa cosa e logicamente cercherò anche di capire un po' i contorni di questa faccenda, perché questo tema posto dai genitori credo sia un tema molto serio, ma credo anche che la scuola sia consapevole che stiamo vivendo un momento molto difficile. Nelle scuole esiste lo sportello di spazio ascolto, nelle scuole secondarie di primo grado, e lì gli insegnanti dovrebbero ascoltare con riservatezza quando i ragazzi si propongono per raccontare cose difficili anche da raccontare ai genitori. Sono insegnanti formate per questo, quindi lo strumento c'è. Secondo me bisogna prestare bene l'orecchio e cercare di non minimizzare i piccoli segnali. Ecco, quindi uno sportello ascolto c'era anche in questa scuola? Sì, per questo vorrò capire come mai qualcosa non ha funzionato, forse non si è dato abbastanza peso a dei segnali che magari c'erano ma che non sono stati individuati o presi in considerazione adeguatamente. Senta, come assessore alle politiche educative il fenomeno è in aumento. Lei ha avuto altre segnalazioni di questo tipo o è il primo caso? Beh, ho assistito come voi al tema di Albignasego, dell'Ipersiti, ho sentito anche i familiari di qualche ragazzina che non ha più coraggio di uscire, e so che le scuole sono impegnate anche a cercare di dipanare questi grovigli che a un certo punto si formano e non si riesce più a capire da dove nascono e perché nascono. Però è un tema molto molto diffuso e l'età del bullismo si sta abbassando. Oltretutto sono molte anche le ragazzine che diventano violente nel gruppo. Quindi la componente femminile forse più della maschile, dice? Beh, era una componente che non ci aspettavamo e che delinea un fenomeno diverso da quello che potevamo immaginare. Per questo dico che l'attenzione deve essere molto alta, perché ci sono delle sfaccettature che ci fanno capire che niente è come prima. Cosa può fare un'amministrazione comunale nel concreto? Sicuramente cercare anche di parlare con la scuola, con le istituzioni e far capire che questi ragazzi sono sempre più isolati, sempre più soli, hanno bisogno di avere attività di relazione, di gruppo, anche al di là delle materie, dell'insegnamento, del modo di stare a scuola, perché una buona relazione può anche favorire l'aspetto relazionale con i ragazzini, con gli adulti. Ci sono delle attività che possono essere messe in pratica proprio per eliminare anche questi momenti di violenza e di solitudine. Ecco direttore, da Padova è tutto, sicuramente l'assessore parlerà sia con la dirigenza che con la famiglia, sperando di poter mettere in qualche modo la parola fine a questo caso spiacevole. Grazie molte Anna, grazie molte, grazie all'assessore comunale all'istruzione.
Questi casi si stanno ripetendo ed è davvero una piaga sociale. Ormai c'è stato un altro caso recente nel Trevigiano, è intervenuto direttamente il governatore Zaia, che ha chiamato la famiglia, ha chiamato la mamma del ragazzo che viene perseguitato con insulti omofobi da molti mesi e ha detto: adesso provvederò a fare in modo che i responsabili di questi gesti vengano, se non altro, neutralizzati. Zaia propone addirittura i lavori sociali per i ragazzi che esercitano violenze sui loro coetanei, su persone spesso deboli, persino sui disabili. E non c'è un limite alle punizioni, ovviamente sempre restando nella legalità, ci mancherebbe altro, rispettando le norme vigenti, perché questi piccoli delinquenti vanno fermati. Questi sono uomini, ragazzi, ragazze che sono capaci veramente di violenze fisiche e psicologiche a volte irriferibili e che dobbiamo neutralizzare, dobbiamo fermare. Quindi il Presidente Zaia ha preso questa iniziativa, così come si è detto nei giorni scorsi, dobbiamo mettere le telecamere nelle case di cura dove i pazienti vengono picchiati, violentati, maltrattati senza che nessuno possa intervenire, e questo calvario dura mesi, sia per gli anziani dell'RSA, sia per queste piccole vittime di una violenza inaudita e intollerabile. Quindi su questo bisogna che tutti, genitori, comuni, istituzioni, diano il loro contributo, perché non si deve trovare ragazzi e ragazze disperati che addirittura in alcuni casi arrivano a gesti estremi. Torniamo alle notizie, vediamo cosa succede nel campo Sinti di Favaro Veneto. È stata avviata la demolizione, al posto del campo Sinti ci sarà un palasport, servizio di Fabio Mason. È un momento molto importante, storico per la città. 7 anni di percorso per superare il campo Sinti e oggi ci siamo arrivati. È stata demolita stamattina l'ultima unità abitativa dell'ex campo Sinti di Favaro Veneto. Si è chiusa così definitivamente la travagliata storia del villaggio di Via del Gran Turco, iniziata nel 2009, quando l'amministrazione comunale lagunare di allora decise di costruire 38 prefabbricati in cemento armato per ospitare altrettante famiglie di origini Sinti. E oggi si chiude una pagina triste della storia della città di Venezia. Un campo Sinti voluto dall'amministrazione di sinistra, mentre dalla nostra amministrazione, insomma, grazie ai fondi PNR dello sport, qua sorgerà un palazzetto dello sport da 1000 persone. 1000 posti a sedere nel palasport che sorgerà entro il 2025, dove si potranno praticare pallacanestro, pallavolo e altre discipline, a cui si aggiungeranno una nuova viabilità, parcheggi e un collegamento ciclabile. Il campo Sinti diventa così storia passata. Abbiamo deciso di farlo nel 2015, quando ci siamo insediati, considerando questo campo come motivo di non inclusione, come motivo comunque di disagio e di degrado e come neanche non dignitoso per le persone che ci vivevano, per i bambini in particolare. Quindi abbiamo lavorato per ripristinare la legalità, allontanando le persone che si comportavano male, quelle che delinquevano, e dall'altra parte lavorando per offrire strumenti di aiuto sociale e anche strumenti per essere sul mercato del lavoro ai capifamiglia e alle famiglie che qui vivevano. Oggi con l'abbattimento inizia un periodo che può far guardare al futuro tanti cittadini e anche tutto il quartiere. A breve partiranno i lavori poi per il palazzetto dello sport e insomma speriamo che sia anche fruibile da tanti cittadini e che tante persone anche del quartiere vengano e possano stare in questa zona un po' più tranquille. E un altro dramma sociale è quello della ludopatia, se ne parla spesso, vediamo cosa si è detto in questo convegno, servizio di Francesco Rattai. Noi nei nostri servizi seguiamo circa un numero non necessariamente altissimo, 250 persone, ma questo è solo un piccolo numero rispetto alla popolazione che probabilmente avrebbe bisogno di essere aiutata e seguita dai nostri servizi, che si stima essere circa 8.000, cioè nel territorio della provincia di Padova noi abbiamo circa 8.000 giocatori problematici quantomeno.
Questi i dati riguardanti la ludopatia, la dipendenza da gioco d'azzardo in provincia di Padova. Dati raccontati a margine della tavola rotonda che ha concluso la settimana di incontri promossa da LUS Euganea con il patrocinio di Ministero della Salute, Regione e Comune. È un tema molto importante, tra l'altro la ludopatia rappresenta una delle dipendenze che appunto sono gestite a livello di, per quanto riguarda la sanità appunto del SERD, però ricordo che appunto è una malattia sociale. Un fenomeno che vede coinvolti principalmente maschi adulti che però sta attirando sempre più giovani e donne. La popolazione che maggiormente in questo momento ha le problematiche di gioco d'azzardo patologico sono gli uomini, direi circa il 90%, ma anche questo è interessante, come per tutte le altre dipendenze, pian pianino la dipendenza al femminile è in crescita, con delle caratteristiche sue abbastanza specifiche. È necessario quindi lavorare sulla prevenzione e l'informazione fin da giovanissimi. Gli interventi sono diversi, nel senso che per quanto riguarda quelli che sicuramente dipenderanno, lì gli interventi sanitari, quindi attraverso il SERD, sono molto importanti. Più basso che andiamo in questa piramide, più noi dobbiamo intervenire a livello sociale. Mi ricordo di una affermazione che mi ha fatto un mio carissimo collega, direttore di SERD, quando mi parlava di tossicodipendenza mi diceva appunto che tratti a rischio di tossicodipendenza, e quando parlo di tossicodipendenza anche questa è una dipendenza, li puoi già in qualche maniera rilevare, annusare diciamo nei bambini, perché all'interno di un contesto familiare. Ebbene, se è così, vuol dire che noi dobbiamo alzare molto di più la sensibilità delle nostre antenne per cercare di cogliere queste fragilità e accompagnare queste persone praticamente verso una vita di crescita, di maturità adulta, voglio dire, naturalmente importante e soprattutto che li renda indipendenti. Servizio di Francesco Rattai, il Consiglio regionale ha varato una legge per la protezione delle malghe. Il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco propone che si provveda anche a trovare una soluzione per la questione dei lupi particolarmente attivi in altopiano di Asiago. Albo, logo e agevolazioni tramite il piano di sviluppo rurale. Le malghe tornano al centro dell'attenzione politica veneta con una legge di tutela e promozione che mira a diventare di grande impatto per il comparto malghivo. Siamo la prima regione in Italia ad aver approvato una legge che va proprio a tutelare e a promuovere l'ecosistema malghivo, quindi in Veneto abbiamo circa 700 malghe sulle 4 province, quindi Verona, Vicenza, Treviso e Belluno, e ovviamente rappresentano un qualcosa di fondamentale e di importante per la tutela della montagna, dei pascoli di montagna, per la biodiversità, ma soprattutto sono anche un grande elemento da un punto di vista turistico. Quando si parla di unicità non si può non citare l'UNESCO e il percorso che potrebbe portare le malghe dell'altopiano a diventare un patrimonio mondiale. Adesso vedremo l'iter, però noi vogliamo proprio valorizzare questo patrimonio, ma soprattutto valorizzare anche il grande lavoro che fanno i malghesi tutti gli anni. Quindi noi vogliamo veramente potenziarle e attraverso questo strumento legislativo daremo anche modo di portare a casa risorse importanti attraverso anche i fondi europei. Fin qui tutto bene, ma chi lavora sull'altopiano segnala da anni come la presenza del lupo stia diventando sempre più difficile da gestire per le malghe, l'allevamento e la filiera agroalimentare. Molti malghesi negli ultimi anni hanno addirittura minacciato di rinunciare all'attività di malga proprio per i problemi che i lupi stanno causando. Da parte del governo c'è uno spiraglio, c'è un'attenzione particolare per risolvere questo problema. Abbiamo approvato in Consiglio regionale un ordine del giorno dove invitiamo la Giunta a fare il possibile per chiedere una deroga a quella che è la direttiva europea, a questa forma di tutela che ha il lupo. Da tutela della specie a contenimento del numero di lupi in Veneto, il passo potrebbe essere molto breve. Già altri paesi a livello comunitario l'hanno ottenuta, quindi hanno ottenuto dei piani di contenimento di questa specie. Noi non possiamo attendere altri anni. Servizio di Ferdinando Garavello, responsabile della nostra redazione di Bassano del Grappa. Cittadella è una splendida città murata, davanti alle mura però c'è una zona degradata e qui c'è un progetto ambizioso per ovviare a questo problema. Vediamo.
abbiamo cercato di creare un parco che fosse un luogo di aggregazione per tutte le fasce di età, in particolare per i ragazzini ma anche per gli adulti e gli anziani. Questo sarà il Parco dell'Ascolto, il volto nuovo, anzi nuovissimo, dell'area ex Cigas tra le vie 4 Novembre e Palladio a Cittadella. 6.500 metri quadri, un sito totalmente in degrado che diventerà un luogo dedicato all'inclusione e alla socialità, realizzato grazie ai fondi PNRR che rientrano nel programma di rigenerazione urbana. Solo a Cittadella 14 milioni di euro da Roma per diversi progetti, tra cui appunto quest'area verde. Per questo parco nello specifico abbiamo un importo di 1.650.000, quindi un bel importo per 6.500 metri quadri di parco, un parco a ridosso delle mura, una bellissima zona da sfruttare per i cittadellesi e anche per i turisti. Abbiamo cercato di inserire giochi inclusivi, attrezzature per il fitness, luoghi per stare, per fermarsi, per rilassarsi e rigenerarsi all'aria aperta. Ecco, 3 funzioni avete detto: ambientale, ecologica e sociale, quindi. Abbiamo rimosso un sacco di metri quadri di asfalto che ci sono attualmente, abbiamo inserito pavimentazioni che sono drenanti, quindi hanno la possibilità di far permeare l'acqua. Ecologica, abbiamo inserito un sacco di varietà di piante, quindi sicuramente andiamo a creare un volano per quanto riguarda la biodiversità. Ambientale, perché sicuramente c'è un abbattimento di CO2, trattenuta delle polveri, assorbimento dell'azoto con le radici, e quindi sicuramente un beneficio che andiamo a fare a tutta la collettività e alla città stessa. Molto veloci i tempi, scanditi dai protocolli del piano di ripresa e resilienza. Entro luglio sarà messo in gara, per settembre partiranno i lavori, nell'autunno 2024 sarà aperto il Parco dell'Ascolto. Servizio di Vanessa Banzato, andiamo in pubblicità un minuto, poi torneremo e vedremo un cielo punteggiato di aquiloni con un collegamento da Rosà tra pochissimo. Eccoci qui nella parte finale di Focus TG, ci colleghiamo con Rosà dove c'è Alex Giuliano. A te la linea, Alex. Buongiorno a tutti voi, buongiorno ai telespettatori, con le immagini di Renzo Rigon che ci raccontano di un cielo di Rosà attraversato dai colori, dai sogni, dalle speranze, dalle emozioni di quello che è uno dei festival aquilonistici più importanti a livello regionale. Siamo, come detto, a Rosà in compagnia del sindaco Elena Mezzaliera, del vice sindaco Paolo Bordignon e del presidente della Proloco di Rosà, Claudio Comunello. Tutti qui perché oggi è un appuntamento imperdibile, uno di quelli da cerchiare in rosso sul calendario, non solo per quello che riguarda gli appassionati, gli aquilonisti, ma anche per tantissimi turisti, tanti bambini. Sindaco, una manifestazione che non solo unisce tutta la comunità di Rosà, ma anche vede la partecipazione di tanti bambini delle scuole. Sì, il Festival degli Aquiloni, questo fine settimana tutti con il naso all'insù, è una manifestazione importante che è cresciuta negli anni grazie alla collaborazione dell'associazione Rosà Proloco, ma di tante altre associazioni del nostro territorio che sono qui impegnate per questo fine settimana e che noi ringraziamo, e che riesce a portare qui tante famiglie, tanti ragazzi, tanti bambini. A partire da questa mattina sono stati qui coinvolti, grazie all'AIDO, le classi quarte e quinte delle scuole elementari di Rosà, e oggi vedremo qui e domani tante famiglie del nostro territorio, non solo di Rosà. Insomma, come avete sentito dalle parole del sindaco Elena Mezzaliera, un appuntamento importante spalmato su 2 giorni, oggi e domani. Vice sindaco Bordignon, una manifestazione che è giunta alla 14ª edizione, questo vuol dire che c'è anche una storicità importante, ma parliamo anche di promozione del territorio. Quanto fa bene al territorio un evento come questo? Beh, penso che sia l'evento principale che abbiamo a Rosà per l'afflusso di persone, ma soprattutto
una manifestazione che fa vedere la sinergia dell'amministrazione con l'intero territorio, grazie alla Proloco che è il coordinatore di tutto l'evento, ma grazie a tutte le associazioni che fanno parte e lavorano in questo momento. Promozione del territorio, promozione veramente di un territorio tutto il bassanese, perché si tratta di Bassano che confluiscono qua da tutte le parti del Veneto, diciamo, perché è diventata veramente un momento importante per l'intero territorio bassanese. Insomma, adesso... Bene, grazie Alex Giuliano, grazie molte e grazie a voi per averci seguito. Ci vediamo lunedì a mezzogiorno, poi lunedì sera con il talk Focus e ovviamente buon sabato e buona domenica. Buona giornata, arrivederci.